Le nonne non usavano bilance, misuravano rigorosamente a occhio o a pugni. Oggi riscopriamo 7 capolavori culinari dimenticati, nati dall'intuito puro e tramandati semplicemente, osservando mani sapienti impastare. Iscrivetevi subito al canale per non perdere questa meravigliosa magia. Senza tempo. Gnudi toscani. Ho trascorso l'ultima estate girando le assolate campagne toscane in cerca di storie antiche e ho scoperto un segreto culinario incredibile. Tutti conoscono i classici ravioli, ma le nonne contadine non sempre avevano il tempo o la farina sufficiente per tirare la sfoglia. Così hanno inventato gli gnudi. Letteralmente significa nudi, perché rappresentano il ripieno del raviolo svestito dalla sua pasta esterna. La preparazione era puramente sensoriale. Si mescolavano ricotta di pecora sgocciolata, bietole scottate e strizzate fino all'ultima goccia, noce moscata e formaggio. Il legante era l'uovo, ma il vero trucco consisteva nell'aggiungere farina. Quanto? La nonna diceva sempre quella che prende. Se sbagliavi le proporzioni, si scioglievano in acqua bollente, diventando un disastro totale. Bisognava sentire la consistenza esatta sotto le dita, formando palline irregolari, grandi come piccole noci. Poi si tuffavano in acqua fremente e, appena a galla, si pescavano col mestolo forato per farli finire in una padella sfrigolante con burro e salvia. Come ho spiegato nel mio video sulle paste fresche, l'assenza del guscio rende il morso incredibilmente etereo. Si sciolgono dolcemente sulla lingua. Nessun libro può insegnarti la pressione delicata delle mani per formare lo gnudo perfetto. È memoria muscolare. Questa meraviglia rustica dimostra come la fretta contadina generasse un'eleganza eccezionale, molto superiore a tantissimi ristoranti stellati odierni. Un piatto intimo, capace di trasformare elementi basici in una coccola suprema meravigliosa e indimenticabile per tutti. Provateli e innamoratevi di loro. Frittelle di pane. Cosa facevano le nostre antenate quando i bambini volevano un dolce, ma la dispensa conteneva solo pane duro e 0 soldi? Inventavano la magia fritta. Tantissimi di voi mi hanno scritto dopo l'ultimo video sui dolci, chiedendo ricette senza forno. Ed ecco la risposta perfetta. Le frittelle di pane dolce non seguivano grammature precise, ma la ferrea legge del recupero. Il pane sciocco, raffermo da giorni, veniva messo ad ammollare nel latte avanzato. Quando la mollica diventava spugnosa, la si strizzava con forza certosina. A questo punto, la ciotola diventava il regno dell'improvvisazione pura. Si buttavano dentro uova, un pugno di zucchero, uvetta precedentemente bagnata, in un goccio di grappa e scorza di limone grattugiato. L'impasto doveva risultare appiccicoso, ma consistente. Se era troppo liquido, si aggiungeva un po' di farina, a sentimento. L'olio di semi sfrigolava nella padella di ferro e l'impasto veniva calato a cucchiaiate irregolari. Gonfiandosi nel grasso bollente, questi informi grumi grigi si trasformavano magicamente in pepite dorate, croccanti fuori e morbidissime dentro. Scolare su carta assorbente e tuffare nello zucchero semolato caldo era l'ultimo passaggio obbligato. Il contrasto tra i cristalli dolci e la mollica rustica creava una sinfonia perfetta. Mangiarle ustionandosi le dita era parte dell'esperienza. Queste pepite dorate battono qualsiasi brioche moderna confezionata. Rappresentano la capacità materna di consolare e festeggiare, usando letteralmente gli scarti, dimostrando che l'amore gastronomico non richiede moderne bilance, ma solo grandissimo intuito pratico. Minestra maritata. Un matrimonio perfetto non ha bisogno di contratti, ma solo di una pignatta.
e fuoco lento. La minestra maritata campana è l'esempio lampante di una ricetta impossibile da codificare rigidamente. Il nome deriva proprio dal matrimonio felicissimo tra le verdure di campo e la carne, che si sposano fondendo i propri sapori in un brodo celestiale. La vera nonna napoletana non andava al banco con la lista, ma dal macellaio e dall'ortolano, comprando quello che trovava a buon mercato. Il brodo richiedeva scarti suini, tracchie, cotica, salsicce pezzentelle e magari un osso di prosciutto. Le verdure erano un mix selvatico: cicoria, scarola, borragine, minestra nera e scarulelle. Tutto veniva lavato accuratamente, sbollentato e unito al brodo animale filtrato. Le quantità? Esattamente quelle contenute nella pentola più grande della casa. L'equilibrio tra l'amaro pungente delle erbe e il grasso dolce si raggiungeva esclusivamente assaggiando continuamente durante la lenta bollitura. Qualcuna aggiungeva croste di parmigiano per dare spessore umami. La cottura durava ore, finché le foglie quasi si disfacevano. Mangiarla a Pasqua o Natale era un rito propiziatorio fondamentale. Questo calderone fumante non è replicabile meccanicamente, perché l'amaro della cicoria cambia ogni singola stagione. È un piatto vivo, un ecosistema liquido che mutava identità in ogni singola cucina italiana. Un inno meraviglioso alla biodiversità contadina, che nessuna ricetta scritta potrà mai davvero catturare e descrivere completamente nella sua gloriosa e complessa interezza. Assaggiarla è un tuffo storico. Torta paesana. Sono ossessionato da questa torta fin da quando ero bambino e ho impiegato anni per scoprire i suoi segreti casalinghi. La torta paesana, originaria della Brianza, è il dolce dell'anarchia culinaria, conosciuta anche come torta di pane, paciarella o torta nera. È nata per svuotare le credenze prima delle feste patronali. La base era l'immancabile pane secco messo a bagno nel latte tiepido. Ma il bello veniva dopo. L'impasto finale doveva risultare una poltiglia scura e grumosa, e ogni famiglia inseriva letteralmente i fondi dei barattoli. Cacao amaro in polvere, amaretti sbriciolati, biscotti secchi avanzati, pinoli, uvetta, canditi e a volte un bicchierino di liquore. La nonna non usava misurini. Se c'era tanto pane, si metteva più cacao. Se l'impasto sembrava slegato, ci lanciava dentro 2 uova intere. Si mescolava tutto con un mestolo di legno fino a far venire i crampi alle braccia. Versata in teglia e cotta lentamente, ne usciva una torta bassissima, umida, scura come il carbone e densa come un budino. Tagliarla produceva una fetta compatta che si attaccava meravigliosamente al palato. Il sapore era rustico, dominato dal cacao e dalla consistenza spugnosa dei pinoli incastonati. È letteralmente impossibile farne 2 identiche nella vita, perché dipende dai rimasugli usati. È affascinante come un dolce nato dall'estrema povertà lombarda sia diventato il simbolo dell'abbondanza autunnale, dimostrando che il caso, in cucina, è spesso il miglior pasticcere possibile, in grado di stregare chiunque. Pasta e patate con provola. Trasformare i carboidrati al quadrato in un'esperienza mistica richiede un talento speciale e una totale assenza di misurini elettronici. La pasta e patate napoletana azzeccata è l'esatto opposto delle zuppe acquose nordiche. Questo piatto doveva essere estremamente denso, filante e saziante. Le nonne partenopee lo costruivano interamente a occhio, partendo da un soffritto robusto di sedano, carota, cipolla e qualche crosta di formaggio per dare sapore. Le patate venivano tagliate a cubetti irregolari, alcuni piccoli per sfaldarsi e creare la crema, altri più grandi per garantire il morso. Cuocevano lentamente nell'acqua, trasformandosi in purea rustica.
Il segreto magistrale era calare la pasta mista direttamente dentro questa pentola, cuocendola nei succhi del tubero. Assorbendo l'amido, la pasta si legava indissolubilmente. La consistenza finale doveva essere talmente solida che infilando un cucchiaio al centro del piatto, questo doveva restare dritto in piedi. Fuori dal fuoco avveniva il miracolo finale, l'aggiunta di provola affumicata vecchia e abbondante, pepe nero macinato. Mantecare vigorosamente faceva fondere il formaggio, creando fili lunghissimi a ogni forchettata. Non esiste una proporzione aurea acqua-pasta scritta sui libri. Le donne regolavano l'idratazione aggiungendo mestoli d'acqua bollente, solo quando la pentola lo chiamava. È una tecnica puramente visiva e sonora. Mangiarla bruciante riempie l'anima e lo stomaco in modo clamoroso, confermando che l'arte dell'amido richiede unicamente molta esperienza e infinito coraggio per sfidare le noiose regole della dietetica moderna in tavola. Una vera opera d'arte povera. Frittata di cipolle. Quante uova servono per fare una frittata perfetta? La risposta di ogni nonna italiana era sempre una sola: quelle che hai. La frittata di cipolle è il manifesto definitivo della cucina di sopravvivenza, un piatto poverissimo, che sprigiona una dolcezza aristocratica meravigliosa. Le cipolle dorate o bianche, spesso coltivate nel proprio orticello domestico, venivano affettate così sottili da diventare quasi trasparenti. Si stufavano in padella, con olio extravergine d'oliva, per un tempo infinito. Dovevano sudare a fuoco bassissimo, senza mai bruciare, fino a caramellare nei loro stessi zuccheri e diventare una marmellata salata e scura. Solo a quel punto si sbattevano le uova. Quante? Dipendeva esclusivamente dalle bocche da sfamare. L'impasto si univa direttamente in padella e qui entrava in gioco l'udito attentissimo. La nonna capiva quando era il momento di girarla, ascoltando il suono dello sfrigolio sui bordi metallici. Capovolgerla usando il coperchio era un'esibizione circense, ad alto rischio, che lasciava i nipoti col fiato sospeso. Una volta girata, si compattava in un disco dorato perfetto. L'interno rimaneva umido e dolcissimo, contrastando brillantemente con la crosta saporita esterna. Messa in mezzo a 2 fette di pane casereccio, diventava il pranzo al sacco definitivo per contadini e operai affamati. Questo piatto dimostra la netta superiorità della pazienza sulla grammatura. Lasciar stufare un bulbo pungente fino a renderlo nettare zuccherino è pura magia chimica senza regole, dove l'ingrediente segreto più importante è solo lo scorrere del tempo. Polpette cacio e ova. Ricordo i pomeriggi d'infanzia passati a spiare le mani veloci di mia zia, che arrotolavano impasti umidi, senza pesare nulla. Le polpette senza carne, diffuse in tutto il sud Italia e conosciute come polpette cacio e ova, sono l'ultimo grande capolavoro dell'ingegno senza ricettario. Nacquero quando la carne era un miraggio riservato alle feste comandate. Si partiva sempre dall'onnipresente pane raffermo spugnato in acqua e accuratamente strizzato a mano nuda. In una capiente ciotola di terracotta si creava un impasto magico: mollica, uova sbattute, pecorino grattugiato pungente, aglio tritato finissimo e una valanga di prezzemolo fresco tritato. La consistenza tattile era cruciale. Se l'impasto era troppo molle, si aggiungeva pan grattato. Se risultava troppo asciutto, si univa un goccio di latte o un altro uovo fresco. Tutto veniva regolato rigorosamente usando esclusivamente il tatto. Le mani impastavano energicamente fino a ottenere una palla omogenea e profumata. Si formavano poi piccole sfere, leggermente schiacciate, pronte per essere fritte in abbondante olio bollente. Sfrigolando,
formavano una corazza scura e croccante inattaccabile. Spesso venivano tuffate in un sugo di pomodoro semplice, assorbendo il liquido rosso e diventando morbidissime senza mai sfaldarsi. Tagliandone una, sprigionava il profumo pungente del pecorino cotto. Questo piatto inganna piacevolmente il cervello, fornendo la totale soddisfazione carnivora, pur essendo un pasto squisitamente vegetariano. L'incredibile abilità tattile necessaria per bilanciare l'umidità dell'impasto è un'arte perduta che le matriarche custodivano gelosamente, mascherando brillantemente la povertà quotidiana vissuta. L'arte di cucinare rigorosamente a occhio è un patrimonio prezioso di amore e istinto che stiamo lentamente perdendo nella modernità. Quale piatto della vostra famiglia preparate ancora oggi senza usare la bilancia? Raccontatemelo nei commenti. Ciao e al prossimo gustosissimo viaggio gastronomico.